Ciao, beh, penso che magari ci conosciate già, io sono Nicoletta Tedesco Monia Zanon. e ci conosciamo relativamente da poco secondo i canoni tradizionali, da molto di più secondo altri canoni, che dici? Sì, dico che sì. E siamo qui oggi per darvi un messaggio perché ci vedrete spessissimo insieme, perché abbiamo deciso con fluidità, con serenità, come si può dire, seguendo il flusso, la sincronicità, È successo. di collaborare, di creare qualcosa di nuovo, di creare qualcosa unendo le nostre forze, perché oggi è il momento tra colleghe, anche se non mi piace definirci colleghe, Perché siamo primariamente amiche. di creare e di mettere insieme le competenze personali e le esperienze personali per andare oltre, per creare qualcosa di più completo. Che poi è il consiglio che noi vogliamo dare a tutti. È finita l'epoca dell'imprenditoria come unico singolo elemento che dà. Adesso si mette insieme più di un elemento, ognuno porta la propria risorsa ed è come fare una grande cena in cui ognuno di noi, non so, uno porta il pane, un altro porta il formaggio, un altro porta il vino e si riesce a banchettare. Se invece uno porta solo il pane, cioè non è un gran buon pacchetto. Quindi l'idea che vogliamo trasmettere è: alleatevi, perché è il periodo della coalizione, non del singolo elemento che va avanti da solo. È una cosa su cui io credo molto ed è il motivo per cui ci siamo unite proprio io e Monia e io, è questo, che l'unione va fatta quando non sei nel bisogno. In che senso? Nel senso che da 18 anni ormai, da tantissimi anni anche Monia, siamo comunque delle realtà che funzionano, che hanno il loro canale, che hanno i loro risultati. E io senza Monia vivo bene, Monia senza Nicoletta vivo bene. Sì, mi dispiacerebbe un po'. Però insomma. Poi davvero pensano male. Comunque, quando non sei nel bisogno, crei di più. Quando non hai paura di perdere, crei di più. Quando credi che con amore, con connessione, con semplicità le cose avvengono, crei di più. Ed è proprio per questo che abbiamo deciso di creare insieme Di più. Anche perché veramente crediamo, ci siamo viste, ci siamo sentite, ognuna è venuta ai moduli dell'altra per assaggiarci, per prendere un po' quella che è la nostra temperatura. Abbiamo detto: se siamo riusciti a sentirci così come persone, perché non riusciamo a raccogliere anche quello che ognuno di noi dà agli altri e lo mette insieme per le persone? E abbiamo visto che soltanto l'idea ci creava un'emozione, e se ci poteva emozionare allora era divertente, se è divertente allora va bene, perché anche questa è una cosa da dire: questa è l'epoca di un lavoro che si fa anche gratis. Se noi non riusciamo a fare quello che facciamo anche gratis perché ci divertiamo, lasciamo proprio perdere, perché nell'epoca che stiamo vivendo questo è uno dei segnali più grandi che ci sono. Senti se quello che stai facendo ti somiglia ancora, altrimenti o lo cambi o lui cambierà per te, e lo si vede, non occorre tanta immaginazione. E proprio per questo abbiamo creato un bellissimo programma e come inizio, come startup, ci sarà una serata in cui saremo unite e il programma, il titolo è Oltre... L'idea che si voleva dare è proprio questa, quindi già l'oltre che diceva Nicoletta indica tutto. Riuscire a superare qualcosa che ci ha creato attrito. Oltre lo schema. Il successo sta lì nel trasformare qualcosa che ci ha creato attrito nella possibilità di costruirci una cosa meravigliosa e magari anche del tutto nuova. L'idea era proprio quella di prendere il mattone che il sistema, che il cosmo, che l'alleato, che qualcuno che ce l'ha con noi ci ha tirato addosso, prenderlo e iniziare a costruirci un meraviglioso castello, quindi cogliere l'imprevisto come opportunità. E l'oltre che dichiarava Nicoletta era questo, quindi cogliere l'imprevisto e farlo diventare una possibilità. Agendo con le emozioni, perché troppo spesso siamo eccessivamente razionali e troppo spesso la mente mente e ci porta fuori strada. Quindi andare oltre lo schema riscoprendo quelle emozioni che ci portano a essere vincenti e a creare in modo sereno e fluido ciò che per noi è importante. E
modo concreto, perché quando si parla di emozioni sembra qualcosa tipo frutto misto, alleggiante nell'aria, e quindi si dà sempre l'idea di qualcosa sì che è che è concettuale, ma poi chissà se è vero. E quindi quello che si vuole fare è portiamo qui sulla terra, nel regno delle forme, qualcosa che sembra soltanto così vagamente emozionale, illusorio, spirituale, o come la felicità che tutti vogliono e nessuno ha capito come la si ottiene, e metterla qui nel regno delle forme in maniera pratica. Quindi abbiamo unito due parti così funzionali per crearne una terza che lascia dire tante cose, no? Praticità, strumenti per... non a caso abbiamo scelto il ponte per essere noi un ponte che vi trasporta e vi permette di vedere cosa c'è al di là, di andare da un luogo ad un altro luogo facendo qualche passo concreto, semplice e fluido, proprio per riuscire a cogliere ciò che c'è di magico in questo e nella capacità e nella possibilità di fare un passo dopo l'altro e di scoprire cosa c'è oltre il ponte della trasformazione. Io penso che nella diversità veramente si possa, e il ponte tra queste due diverse o apparenti diversità possa esservi di buon auspicio per la vostra possibilità di essere ponte tra cose differenti nella vostra vita. Sicuramente un'esperienza adatta a tutti quelli che vogliono essere di più in una condizione in cui magari sentite che volete crescere o che ancora qualcosa vi crea attrito nella vostra vita. Vi aspettiamo e veramente sarà una serata, un'esperienza determinante penso per tanti. So che è una parola forte, ciò che sento. Grazie.